Le bombole si riempivano, ma una parte del gas poi ritornava nell'autobotte e così gli ignari clienti tornavano a casa con quantità di GPL inferiori a quelle pagate. È questa la frode nel commercio scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha individuato e sequestrato 5 autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole della Bassa Padovana durante le consegne di GPL ad uso riscaldamento. Tutto è partito da un controllo di routine in un distributore di carburanti che vendeva GPL in bombole a prezzi oltremodo concorrenziali. Erano delle bombole di gas non certificate, ovvero sia il tappo sigillo non riportava la garanzia del produttore e quindi ci ha fatto capire che evidentemente provenivano, diciamo, da un mercato parallelo. Quindi siamo risaliti nella filiera ovviamente dell'acquisto, ci siamo imbattuti in un'azienda autorizzata sì al trasporto e al conferimento del GPL, ma non a quello ovviamente dell'imbottigliamento nelle bombole del prodotto. Attraverso un bypass secondario azionato dall'autista grazie ad una leva nascosta veniva erogato meno gas GPL. 5 autobotti che avevano un meccanismo nella parte, ecco, finale di distribuzione e di conferimento del prodotto che era un po' alterato, nel senso che vi era una leva, quindi un bypass, che evidentemente poteva essere azionata all'occorrenza da chi poi conferiva il prodotto, che faceva di fatto ritornare una parte di questo prodotto nella cisterna e quindi creava un danno nei confronti del cliente, che ovviamente non si poteva accorgere perché il misuratore comunque gli dava il quantitativo apparentemente corretto, e quindi, ma in realtà ne acquistava di meno, e una parte, diciamo, ritornava per poter essere poi venduto, diciamo, su mercati paralleli. Il carburante sottratto veniva poi destinato a vendita in nero, riempendo abusivamente bombole di proprietà di altri operatori. 2 persone sono state denunciate per frode in commercio, appropriazione indebita, vendita di prodotti industriali e consegne in mendaci e imbottigliamento abusivo di bombole di GPL.